Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì da parte della redazione di Focus TG. Tanta cronaca anche in questa edizione. Andiamo subito a Vicenza in diretta da Mirko Cavallin e da Andrea Benetti per la parte tecnica, perché un altro incidente stradale, un pedone anziano investito e travolto da un pirata che poi è stato bloccato. A te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno da Vicenza, siamo in via Zampieri partendo proprio dall'attraversamento pedonale che verosimilmente questo anziano di 74 anni residente qui nel quartiere San Lazzaro stava utilizzando ieri sera intorno alle 19:35. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto da alcuni residenti si sentiva una macchina guidare a forte, folle velocità, ci è stato detto, con anche delle sgommate. Qui non ci sono segni di frenata, ma c'è, come tra poco vedrete, c'è la macchia di sangue segnata ancora con i rilievi della polizia locale, P la parte dei piedi, T la parte della testa e ancora si intravede del sangue sotto la sabbia che è stata qui posta appunto dagli uomini delle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, ma già ieri sera è espirato per la gravità delle ferite riportate, sbalzato di una quindicina di metri. Questo conducente, un uomo del 78 alla guida di una Punto di colore bianca, poi ha sgommato ulteriormente nelle strade del quartiere, andando anche a collidere contro altre vetture ed è stato bloccato, inseguito anche da alcuni residenti, è stato bloccato in Viale Verona poco distante e appunto fermato. Scatterà per lui evidentemente l'accusa di omissione di soccorso, ma quel che è peggio di omicidio stradale per questo anziano appunto che ieri sera in un'area e in una giornata tranquilla stava qui attraversando. Questa è una zona in cui c'è l'ufficio postale, c'è una banca, c'è l'agenzia delle entrate, ci sono le sedi di alcune associazioni di categoria, quindi di domenica sera non è frequentata se non dai condomini e dai residenti che vivono nei condomini alle mie spalle. Oggi c'è un po' più di movimento proprio perché gli uffici invece sono aperti. La dinamica esatta e poi le conseguenti accuse e il procedimento è appunto al vaglio della polizia locale di Vicenza, che è subito intervenuta. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di incidenti. Pochi giorni fa ci siamo occupati di un'altra zona di Vicenza, Viale Fratelli Bandiera, nei pressi dell'ospedale San Bortolo. Anche lì un attraversamento pericoloso e tanti incidenti, come vediamo nel servizio di Luisa Bertini. Via Fratelli Bandiera, zona San Bortolo, area trafficata in cui si sono registrati diversi incidenti negli anni che hanno coinvolto ciclisti o pedoni, l'ultimo dei quali la scorsa settimana all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza di Parco Astichello. Di qui la richiesta all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza l'area, percorsa soprattutto da cittadini che si recano in ospedale o dal personale sanitario. Tra le proposte sul tavolo, il sindacato degli infermieri Nursind chiede l'installazione di un semaforo pedonale. Ci troviamo in prossimità di quello che è anche il parcheggio dei dipendenti che vengono da lontano, che hanno assegnato questo posto e pensiamo ci sia la necessità assoluta di un semaforo pedonale. Anche questa mattina, passando alle 7:30, un ragazzino ha rischiato di essere travolto per l'attraversamento lungo delle 4 corsie e quindi riteniamo che sia per l'utenza che per i dipendenti si debba trovare una soluzione per mettere in sicurezza assolutamente questo viale. E proprio chi la percorre quotidianamente ne segnala la pericolosità e sottolinea l'esigenza si mette in sicurezza un nodo viario così delicato. Per me servirebbe un semaforo, a volte metto la macchina qua al parcheggio e attraverso la strada ma guardo e faccio segnale qua a mano se si fermate, perché diventa pericoloso, soprattutto anche là nelle celle mortuorie. Lì proprio non si vede perché mettono proprio le macchine nel parcheggio vicino e lì se non stai attento a guardare assolutamente succede qualcosa ed è pericoloso. Infatti è successo incidenti qua ma anche tante altre parti, ogni giorno succede. Sì, c'è un semaforo o qualcuno che ci sia nei momenti diciamo più frequenti, per esempio a mezzogiorno vengono fuori i ragazzini, penso di sì.
Dagli incidenti stradali agli incidenti in montagna si susseguono soprattutto per il rischio valanghe ed è stata una valanga ad uccidere in Tirolo Federico Giubilato. Andiamo a Cassola in diretta da Vanessa Banzato e da Tommaso Migotta. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, è l'ennesima tragedia della montagna. Costata la vita a Federico Giubilato, avrebbe compiuto proprio oggi 42 anni e abitava in questa casa in via Dante Alighieri a San Giuseppe di Cassola. All'interno c'è la famiglia, all'interno ci sono tanti amici che stanno portando il loro cordoglio ai genitori e alla sorella che è arrivata tra l'altro da Monaco dove vive. Si sono stretti davvero nel più totale riserbo perché sono stretti da un dolore inimmaginabile. Federico Giubilato si trovava assieme a un gruppo di amici in montagna, la sua grande passione, freerider, sci alpinista, stava appunto praticando un'uscita fuori pista con gli sci quando è stato travolto da una slavina che non gli ha dato scampo. L'hanno ritrovato sotto 1,5 metri di neve, salvo per miracolo anche uno degli amici che è rimasto lievemente ferito. È stato necessario l'intervento degli elicotteri per portare in salvo la comitiva di amici. I sanitari hanno provato il tutto per tutto per provare appunto per salvare, per riportare in vita il giovane Federico Giubilato, ma per lui ormai non c'era più nulla da fare. Tra l'altro era espertissimo di montagna, abbiamo sentito alcune persone che lo conoscevano e hanno detto proprio che lui non lasciava assolutamente nulla al caso per quanto fosse appassionato di sport estremi, ma era molto meticoloso e molto attento. Purtroppo si sa, la montagna, in montagna soprattutto quando si affronta la montagna non ci sarà mai la certezza al 100% di essere in totale sicurezza, e soprattutto la questione delle slavine che si stanno distaccando dalle montagne a causa anche degli sbalzi termici, soprattutto negli ultimi tempi stanno provocando vittime sempre più frequenti. Basti ricordare che solo lo scorso febbraio morì sempre travolto da una slavina Alex Farronato, aveva appena 40 anni. Un anno fa, circa un anno fa, siamo nel 2025, Stefano Farronato in Nepal, nel 2024 Manuel Roberto e nel Federico Giubilato, 42 anni, che appunto avrebbe compiuto 42 anni oggi, è stata l'ennesima vittima della nostra zona. Per il momento da San Giuseppe di Cassola, direttore, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato. Tommaso Migotta, di tragedia in tragedia, quella di Castelguglielmo nel Polesine, in un laghetto artificiale sono stati trovati i corpi di una mamma e del suo bambino. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. La pista su cui si battono gli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio, il gesto volontario della mamma che si sarebbe tolta la vita e avrebbe portato con sé anche il proprio bimbo. Ma nulla viene ancora escluso, nemmeno la tragica fatalità che possa invece essere scivolata nell'acqua con il figlio in braccio, anche a causa del fango presente nella zona dopo le abbondanti piogge delle scorse ore. Mamma e figlio, di origini cinesi, sono stati recuperati dai vigili del fuoco nel laghetto di Castelguglielmo, una zona di campagna all'imbocco della Transpolesana, non lontana dalla zona industriale. I corpi vicini l'uno all'altro. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio. L'indagine è a carico di ignoti e si tratta di un passaggio necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Quello che pare ormai certo è che non si sia trattato di una morte violenta, perché sui corpi di mamma e figlio non c'erano segni di contusioni dei primi accertamenti. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico per stabilire le cause della morte. La mamma aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto 1 lo scorso dicembre. Entrambi vivevano a Castelguglielmo. Alcuni testimoni hanno riferito di averli visti nei pressi del laghetto. La donna spingeva il passeggino, ritrovato lì a pochi passi dalle acque in cui sono stati trovati i morti entrambi. A dare l'allarme è stato proprio un passante che ha visto i 2 corpi nel laghetto. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità.
Servizio di Daniela Sizia, è stata una tragedia alle scuole Mantegna e siamo a Treviso perché un 32enne precipitato dal terzo piano, è un ragazzo che è stato definito una persona splendida anche da Ivan Scremin del filo di Simo. Questa mattina mi sono svegliato verso le 5, ho visto delle ambulanze e la polizia nel luogo, non ho capito bene cosa fosse successo, però mi è sembrato un po' strano perché ho visto diversa gente a quell'ora della notte, non è sicuramente usuale. La mobilitazione, per quanto discreta, di uomini e mezzi non è passata inosservata qui in via Cornelio Graziano a Treviso, dove nella notte un 32enne italiano residente poco distante si è lanciato dal terzo piano della scuola Mantegna dopo essersi introdotto nel cortile della scuola, forse scavalcando la recinzione. Il volo di diversi metri gli è stato fatale, inutile ogni tentativo di soccorso. Sinceramente non ci potevamo aspettare fosse un fatto così grave, che fosse accaduto qui. Lascia molti interrogativi. Ma sicuramente lascia molti interrogativi. Un gesto che ha scosso in tanti. Amici e conoscenti lo descrivono come un ragazzo sorridente, persino esuberante. Un altro angelo dalla pelle sottile, dice Ivan Scremin, che in nome del figlio Simone, morto suicida 5 anni fa, porta avanti il filo di Simo, associazione che si occupa di prevenzione del suicidio, centinaia le persone assistite. Il 32enne, morto alle scuole Mantegna, e Simone erano amici di lunga data. Proprio le Mantegna erano un luogo di ritrovo loro e della compagnia. Difficile, anzi impossibile, stabilire relazioni. Simone si trovava spesso, quando era ragazzo, era un punto di ritrovo quella scuola. Era un ragazzo stupendo, un ragazzo come tutti questi ragazzi che in questo momento stanno attraversando dei momenti molto difficili e non trasparisce la loro sofferenza, ed è questo che ci deve far riflettere per trovare dei meccanismi che ci permettono di arrivare prima che questa strada termini. Abbiamo sentito qualche suo amico e sono rimasti scioccati, perché questo è un evento che sciocca. Per Scremin è l'ora di una presa di coscienza collettiva che deve riguardare istituzioni, scuola, società civile. Io credo che parlare, specificare, continuare a parlare in maniera aperta di suicidio aiuti le persone, prima che facciano il gesto, a fare delle riflessioni. Noi quando facciamo gli incontri, e mi dispiace che agli incontri non ci siano tantissime persone, ma ci accorgiamo che terminati gli incontri, soprattutto quando parliamo nelle scuole, ci sono le persone, i ragazzi che ci avvicinano e ci dicono: guardi, noi sentiamo più o meno quello che sentiva Simone e non sappiamo cosa fare. Ecco, questo significa arrivare prima. Adesso andiamo in diretta a Volpago perché è stato messo a segno un furto in un'azienda, probabilmente in preparazione di un colpo grosso. Sentiamo i particolari da Christian Arboit. A te Christian. Direttore, buongiorno da Volpago del Montello, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Schiavonesca Vecchia, questa la recinzione divelta di casa Fodolovic. Qui con me ci sono i proprietari che sono anche titolari dell'azienda, il signor Mustafa e il figlio Edis. Il nostro racconto parte proprio da questa rete divelta. È notte, sono circa le 2. Che cosa succede, signor Mustafa? Stanotte, anzi stamattina, ci siamo trovati con una bella sorpresa che abbiamo avuto ospiti non desiderati naturalmente. Abbiamo avuto ladri a casa. Cosa hanno fatto? Hanno aperto recinzione esterna, dopodiché sono entrati dentro e ci hanno rubato che sia il furgone con tutta l'attrezzatura nostra che utilizziamo per le imprese edile, per le costruzioni, che era naturalmente pronta per il lunedì mattina, che sarebbe stamattina. Ecco, e noi percorriamo proprio il tracciato fatto dai ladri questa notte qui in via Schiavonesca Vecchia. Quindi i ladri entrano da qui, poi percorrono questa strada, la strada della villetta che porta per l'appunto al magazzino dell'azienda della famiglia Fodolovic. Quindi sono le 2 di notte.
Voi eravate in casa, stavate dormendo, non avete sentito nulla? No, noi in realtà eravamo in casa, no? Io sono andato a letto a mezzanotte, poco più, non abbiamo sentito niente. Probabilmente posso dare anche una spiegazione, perché ieri è tornato mio figlio dalla Scozia e abbiamo anche i cani che alla fine non hanno sentito neanche loro niente. Perché questo? Essendo che lui preferisce riposare nella taverna, ovviamente sono scesi giù e quindi non hanno sentito niente. Presumo che sia stato anche una roba veloce, come posso dire, la roba era già pronta, ha preso furgone, caricato e sono partiti. Ecco, adesso Nicoletta, direttore, inquadra il furgone che è stato rubato questa notte dal cortile di questa casa azienda. Furgone che è stato ritrovato, Edis, questa mattina dai carabinieri a Villorba. Dove precisamente? A Villorba, in zona strada ovest, dietro alla fabbrica di Pinarello. È stato ritrovato su un campo impantanato e sicuramente si sono bloccati e non riuscivano più a muoversi da lì. Ecco, tra l'altro su questo furgone c'era attrezzatura per quasi 20.000 euro, sì, comunque attrezzatura molto costosa. Sì. Perché tuo papà era pronto a andare in cantiere. Sì, chiaramente lui si è preparato prontamente la sera prima per andare a lavorare il lunedì mattina e c'era un cassone di metallo da circa 200 kg nella parte posteriore del furgone. Loro hanno selezionato dell'attrezzatura che gli serviva probabilmente per un altro colpo, tipo flessibili, trapani eccetera, l'hanno messa nella cabina che poi è stata ritrovata e il resto è sparito tutto. Ecco, voi siete stati tirati giù dal letto questa mattina dai carabinieri alle 5, si sono presentati a casa vostra e che cosa vi hanno detto? Mia mamma, penso mezza assonnata, è uscita e giustamente i carabinieri chiedono se abbiamo il furgone di questo tipo e mia mamma fa sì, si gira e non c'era, per cui da lì abbiamo capito che fosse stato rubato. Quindi poi voi andate a recuperarlo a Villorba e vi rendete conto che lo scenario è molto più complesso, perché cosa c'è? Quando arriviamo sul luogo dell'incidente vediamo un carro attrezzi molto grande sul lato destro e pensavamo che fosse venuto per il nostro furgone, ho detto non può essere. Giriamo all'interno e c'era un'altra pattuglia dei carabinieri e un tir targato Brescia che era stato rubato. Quindi l'ipotetico svolgimento dei fatti è che loro fossero lì col nostro furgone e con il tir, magari volessero entrare da Pinarello, un vigilante si è passato, li ha visti, sono stati inseguiti e sono scappati verso i campi dove si sono incastrati. Ecco, quindi parliamo probabilmente di un maxi colpo che non è andato a segno, questo è il tema e tutto è partito da qui e ovviamente anche da Brescia dove è stato rubato il tir. Tra l'altro poi Edis mi puoi mostrare anche questo perché il ladro, uno dei ladri, si è introdotto anche all'interno del magazzino e che cosa ha fatto? C'è una piccola telecamerina qui perché la casa è di nuova costruzione, quindi siamo nel processo di mettere tutto il sistema di sorveglianza. La telecamera è stata girata verso il basso e il filmato fa vedere che lui quando entra vede che c'è il suo riflesso sulla macchina e si gira di schiena, per cui non si capisce neanche chi possa essere effettivamente ad averlo fatto. Di certo parliamo di professionisti, di persone che, questo è il terribile sospetto, che vi stavano spiando. Mustafa, andiamo a conclusione, immagino sia una giornata dura, anzi vi ringrazio della vostra... è triste. È un po' triste per me giornata, cioè nel senso non si aspetta mai, rimaniamo sempre scioccati, increduli a quello che succede. Per fortuna nessuno si è fatto male, non abbiamo sentito niente, è andata così, ci rifaremo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti con la vita e io sono rimasto molto scioccato, vi devo dire la verità, perché purtroppo per me sono anni che non veniva nessuno, cioè nel senso rubare, questa volta è toccato a me. Aveva subito un furto nel 2007-2008? Sì, parliamo di 2007-2008 che mi hanno comunque rubato un altro mezzo che dopo il scopo era sfondare una vetrina su un altro posto eccetera. Quello non l'abbiamo recuperato purtroppo perché è andato distrutto e questa volta abbiamo rimesso tutta una buona parte di attrezzatura, abbiamo
per fortuna recuperato il furgone, che ha un bel valore anche questo. Lei mi diceva, io lavoro qui nel Montello ormai da 30 anni, sì, 24 ore su 24, quindi queste sono cose che pesano psicologicamente. Esattamente. Noi abbiamo una impresa edile, facciamo costruzioni, restauri, il nostro lavoro dipende da queste attrezzature che dopo alla fine vanno rubate e quanto altro, e chi lo sa cosa avevano in mente e cosa volevano fare con questa roba qua. Ecco. Una giornata devi stare vicino dopo. Sì, è pesante vederlo così, perché so quanto duramente lavora, quanto mi ha sostenuto nello studiare architettura così lo potessi aiutare, e vedere che queste cose succedono dispiace tanto, perché sì, non va bene. Ce la facciamo, sì. Andiamo avanti, non ci fermiamo, no. Va bene così. Grazie Mustafa, grazie Edis Fodolovic. È tutto per il momento, ma come vedi, direttore, il quadro è molto complesso e restituisce una fotografia criminale inquietante, questo lo dobbiamo assolutamente dire. È tutto per il momento da Volpago del Montello, via Schiavonesca Vecchia, con Nicoletta Rizzetto. Ringraziando nuovamente la famiglia Fodolovic, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta Rizzetto. Bella l'immagine della mano sulla spalla, no? del padre che è turbato, quindi così come segno di incoraggiamento da parte di quel ragazzo. E poi purtroppo ci sono ragazzi che invece si dedicano ad altro. È scoppiata ieri sera in centro a Treviso, sempre di violenza giovanile si tratta, una rissa proprio a pochi passi dal PAM. Sta indagando la questura e c'è una raffica di denunce, di provvedimenti di allontanamento. Urla, botte, lanci di bottiglia, sono queste le sequenze di un ordinario sabato sera di follia in centro città, nel quadrante caldo di Piazza Borsa, piena zona rossa, con la questura di Treviso che ha visionato telecamere e raccolto testimonianze per circoscrivere una rissa che non è certo passata inosservata. L'area, arcinota alle cronache, è quella a ridosso del PAM. Qui una banda di giovani ha dato il peggio di sé, prima urlando e disturbando i passanti, poi venendo alle mani. Nemmeno l'arrivo congiunto di agenti delle volanti e pattuglie dei carabinieri ha fatto desistere i violenti. Ci sono volute calma e professionalità per calmare gli animi. Due i ragazzi bloccati di 25 e 22 anni, entrambi stranieri, ora denunciati per rissa e resistenza pubblico ufficiale, in corso di identificazione un terzo. Non solo, nei guai altri due giovani, un maggiorenne e un minorenne. Uno ha rivolto frasi ingiuriose agli operatori che stavano intervenendo, il secondo ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Per loro è scattata sia la denuncia che l'allontanamento dalla zona rossa, avendo già dei precedenti. Intanto, nel luogo della rissa, a terra ci sono ancora dei segni. È successo proprio qui, ma non è una novità, succede spesso. Praticamente ogni sabato pomeriggio ci sono queste risse. Quando hanno bevuto sono incontrollabili. E purtroppo il problema è quello. Per questo si chiede la linea dura, due le mosse principali. Intanto vietare la vendita di alcolici al supermercato qua vicino, prima cosa, e poi essere più severi. Treviso non è un parco giochi per criminali, scrive il presidente del comitato Prima i Trevigiani Leonardo Campion, mentre auspica espulsioni più facili il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Di fatto il degrado c'è e si vede, dicono i residenti. Basta guardare le scalinate che portano alla Camera di Commercio, sotto i portici, poi c'è chi staziona visibilmente alterato. Petizioni e lettere nel tempo si sono sprecate, ma l'impressione è che non basti. Di sera molte persone non passano di qua perché hanno paura. Ce ne sono tante segnalazioni, è stata fatte tante negli anni e ultimamente in particolare. Ultimamente la situazione è peggiorata? Sempre di più. Sembra che sia una gara tra queste bande di avere successo facendo risse.
Incredibile. Oggi in regia Francesco Ceron, Italo Morao e Marco Gagliazzo, e vediamo tra i provvedimenti contro la violenza giovanile e il bullismo ci sono anche iniziative apprezzabili come quella di corsi gratis in palestra per tutte le vittime, l'iniziativa dell'imprenditore che vediamo in questo servizio. Purtroppo, devo dire purtroppo, la richiesta è stata veramente sorprendente. Io pensavo che ci sono bambini che soffrono, ma sinceramente avere circa una ottantina di bambini, ragazzi e ragazze già che vogliono fare questo corso, questa cosa mi preoccupa tanto. Le richieste sono andate oltre ogni aspettativa e pensare che Yuri da anni nelle sue palestre si occupa di giovani e di prevenzione del disagio. Ora la nuova iniziativa, corsi gratis ai giovani tra i 9 e i 15 anni vittime di bullismo. Non appena diffusa la notizia sui social, il mare di adesioni, tanti genitori che chiedono supporto e aiuto, tante le storie di sopraffazione. Soprattutto online, ma anche fisiche, o meglio, non tanto fisiche quanto psicologiche, che secondo me è ancora peggio, perché io dico a volte fa molto meno male una sberla che essere messo da parte. I corsi partiranno in tutte le palestre di Yuri, da Masera a Vidor, passando per Pieve di Soligo, Castello di Godego, Montebelluna. Vedranno la presenza di un istruttore, lo sport come strumento per acquisire autostima e mettere tutte le cose al loro posto. Parliamo di bullismo, ma adesso io parlo dello sport, ma il bullismo esiste ovunque, quindi nelle scuole, nei parchi e ovunque. Quindi è una iniziativa contro il bullismo e, ripeto, a far capire a questi ragazzi, e questo è quello che voglio che passi, che non sono i ragazzi che subiscono il bullismo colpevoli, ma sono quelli che comunque fanno il bullismo. La partenza delle lezioni antibulli è imminente. L'appello di Yuri di fronte al mare di richieste è quello di usare il buon senso. Tanti, visto che è gratuito, vogliono anche approfittare di questa cosa. Allora io dico, ragazzi, mettiamoci un po' il buon senso e cerchiamo di capire cosa sto andando a fare. Non lo faccio gratis per tutti i ragazzi, lo faccio gratis per quelli che hanno subito, quelli che hanno bisogno. E magari le famiglie in difficoltà. Bravissimo, perché comunque chi non può intervenire, giustamente sono quelle famiglie lì. Yuri Dorian Gray, intervistato da Christian Arboit. Adesso andiamo a Padova in diretta per l'inaugurazione dell'804° anno accademico dell'Università di Padova. In diretta Marta Zatta con Cristian Roque Allende, il nostro operatore. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, si è appunto appena conclusa la cerimonia di inaugurazione dell'804° anno accademico dell'Università di Padova, come da tradizione nell'aula magna che vedete alle nostre spalle. Nel suo discorso di introduzione la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha aperto appunto il suo discorso citando le lezioni americane di Italo Calvino, che individuano 5 valori per altrettante lezioni di vita e valori fondanti anche dell'Università di Padova, ovvero leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. A proposito di molteplicità, l'Università di Padova, lo ricordiamo, raggruppa circa 85.000 persone tra docenti, studenti, insomma tutto il personale. Tra questi anche più di 8.500 studenti internazionali. Durante la cerimonia, infatti, proprio una studentessa palestinese che studia qui a Padova ha tenuto un discorso. Poi, come da tradizione, la consegna della gallina padovana alla rettrice di Padova, Daniela Mapelli, che di fatto inaugura l'anno accademico di quest'anno. Tra i vari ospiti della giornata, oltre all'ambasciatore messicano, anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che in un punto stampa a margine ha parlato della proposta di legge che appunto sta affrontando, ecco, li vedete i goliardi alle nostre spalle, appunto una proposta di legge dello stop ai social network ai ragazzi al di sotto dei 14 anni. Ma ascoltiamo cosa ci ha detto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, e poi la linea può tornare allo studio.
proposta che tiene conto di un disagio crescente, di dati che dimostrano che l'utilizzo precoce e soprattutto non controllato, e ripeto non controllato, dei social network producono effetti dannosi per i nostri ragazzi. È necessario, dal mio punto di vista, pensare ad una stretta anche attraverso degli strumenti di identità digitale, perché troppo spesso le regole sono aggirate, i giovani, giovanissimi, sono esposti a contenuti di violenza esplicita sotto diverse forme e noi abbiamo la necessità di intervenire. Credo che la legge, soprattutto il Parlamento, serva soprattutto a questo. Tra l'altro ricalca alcune determinazioni che sono state già assunte in altri paesi del nord Europa. Io peraltro come ultimo atto parlamentare ho presentato proprio una proposta di legge in questo senso. Faremo una proposta di legge nazionale dal Consiglio regionale, visto che è una possibilità ammessa anche dalla nostra Carta Costituzionale, e dimostreremo che tutti i partiti su questo hanno assolutamente a cuore un'esigenza dell'adolescenza di oggi, che troppo spesso è vittima di modelli virtuali, non solo dal punto di vista della violenza esplicita come citavo prima, ma anche di modelli iperperfezionistici con grandi difficoltà poi per quanto riguarda anche i disturbi alimentari. Così il presidente del Veneto Alberto Stefani, e intanto dopo il terremoto all'interno del centrodestra con le dimissioni di Santanchè, Bortolozzi e Del Mastro, potrebbe esserci un rimpastino e si parla di Luca Zaia, ministro, con uno scambio complicato tra turismo e sviluppo economico al posto di Adolfo Urso, quindi è tutto in fieri, è tutto in evoluzione questa vicenda, mentre il governatore della Lombardia Fontana dice lui è bravo in qualunque ruolo, quindi potrebbe anche diventare ministro delle imprese. E a proposito di imprese, la guerra in Iran è un caro bollette che sta avendo delle ricadute dannosissime su famiglie e imprese, anche secondo la CGIA di Mestre, mentre il costo del carburante rischia di fermare gli autotrasportatori che si appellano all'Europa e chiedono che venga sospeso il patto di stabilità. Poco meno di 2 miliardi di euro, a tanto, secondo la CGIA di Mestre, potrebbero arrivare i rincari delle bollette energetiche per famiglie e imprese venete nel 2026 a causa del conflitto in Iran. Complessivamente a livello italiano gli aumenti si aggirano intorno ai 15 miliardi, di questi 10 per l'energia elettrica e 5 per il gas. Le imprese sopporterebbero circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, le famiglie 5,4. Ad un mese dallo scoppio della guerra il prezzo del gas è aumentato dell'81%, nettamente più contenuto quello dell'elettricità del 38%. A pesare su aziende e cittadini resta poi il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati gli autotrasportatori, che ammettono come senza un intervento il settore rischi il collasso. Considerando che quello del carburante incide per il 35% sulla loro attività, che deve poi fare i conti con gli incrementi dei costi della manutenzione, degli pneumatici, della revisione, i conti sono presto fatti. Manca una liquidità immediata e credo che il governo in questo momento possa intervenire anche sul patto di stabilità europeo oppure l'Europa per dare fronte a questa liquidità immediata per gli autotrasportatori e anche per le categorie energetiche che hanno bisogno di questo. Sicuramente il governo potrebbe portare una liquidità, diciamo un esempio semplice, non pagare i bolli per un anno o due, oppure bloccare il prezzo del gasolio, in questo momento anche perché la benzina è molto bassa, a una cifra che deve essere ferma per almeno 2 mesi, almeno riusciamo a programmare per 2 o 3 mesi con i committenti il lavoro. Anche la CGIA si appella all'Unione Europea. Bruxelles, ad esempio, deve consentire agli Stati membri di abbassare temporaneamente l'IVA sulle bollette e ripristinare un tetto al prezzo del gas per arginare una spirale che rischia di sfuggire al controllo. Ma anche il governo italiano è chiamato a fare la sua parte. Deve tagliare gli oneri di sistema, rafforzare il bonus sociale, permettere la rettizzazione delle bollette e garantire le imprese e i crediti d'imposta per compensare i rincari su energia elettrica e gas. Alcune di queste proposte sono già contenute nel decreto bollette, la cui approvazione è attesa per la prossima settimana. Tuttavia appare indispensabile rafforzare le risorse stanziate, poiché i 3 miliardi previsti rischiano di non essere sufficienti a scongiurare un eventuale
shock energetico che si può tradurre in una crisi sociale ed economica di vasta portata. Chiusa la parentesi per quanto riguarda politica ed economia, andiamo avanti con la cronaca nera. Maxi operazione della polizia nella torre Belvedere di Padova, trovati oltre 30 posti letto abusivi in condizioni igieniche critiche. Sono stati denunciati i gestori. Ancora Marta Zatta. 2 appartamenti trasformati in dormitori abusivi con oltre 30 posti letto e condizioni igieniche gravissime. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nella Torre Belvedere di Padova. Gli agenti hanno denunciato i gestori, entrambi cittadini cinesi, e hanno identificato 22 occupanti, tra cui 3 irregolari. L'operazione è scattata su disposizione del questore Marco Dorisio, con un intervento coordinato dalla Questura che ha coinvolto volanti, squadra mobile, polizia amministrativa e unità cinofile. Nel mirino 2 appartamenti dello stabile di Piazzale Stazione, da anni segnalato per criticità legate alloggi abusivi e presenza di stranieri senza titolo di soggiorno. Nel primo alloggio, al 10° piano, gli agenti hanno trovato un dormitorio improvvisato con 15 posti letto ricavati in ogni ambiente, tra sporcizia, scarsa aerazione e condizioni igienico-sanitarie inesistenti. All'interno 11 persone, una è risultata irregolare ed è stata trasferita al centro per il rimpatrio di Brindisi. Nel secondo appartamento, al 7° piano, la situazione è apparsa ancora più critica. 21 posti letto ammassati in spazi angusti e degradati, qui sono stati identificati altri 11 occupanti, tra cui 2 irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. Secondo gli accertamenti, i posti letto venivano affittati a 10 euro al giorno. I 2 gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione abusiva di attività ricettiva. Al termine dell'operazione, entrambi gli immobili sono stati sequestrati e sgomberati. Questa mattina a Castelfranco un altro incidente stradale. Vediamo il titolo della tribuna: travolto all'incrocio da un furgone, grave un ciclista. A 70 anni è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. In questa foto il luogo dell'incidente. A Padova un intervento della polizia in un bar dopo una violenta rissa scatenatasi la scorsa settimana. Per un mese di un bar del Porticato davanti alla stazione di Padova. A 3 giorni dalla violenta lite a suon di calci, pugni e spray urticante è arrivato il provvedimento della questura euganea che impone uno stop di 30 giorni per il locale gestito da una cittadina cinese di 26 anni e già al centro delle cronache per un'aggressione subita da una cameriera qualche mese fa. Negli scorsi giorni la rissa, dove un 23enne egiziano ha rimediato una prognosi di 5 giorni, coinvolto insieme a un connazionale e a un 22enne tunisino contro un altro gruppo di nordafricani. L'arrivo della polizia ha permesso di ricostruire la vicenda ed identificare tutti i partecipanti alla violenta lite. In totale sono 6 nordafricani denunciati e che hanno ricevuto gli avvisi orali, il foglio di via e il Dacur, il divieto di accesso alla zona della stazione, oltre al provvedimento di diniego della richieste di protezione internazionale in essere. Servizio di Francesco Rattai. Colpito con 4 fendenti al collo e al torace, continuano le indagini dei carabinieri di Feltre per ricostruire la drammatica notte tra venerdì e sabato con un 27enne di origini tunisine residente a Cornuda, accoltellato durante una festa privata a Cesio Maggiore. Il giovane si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. I militari hanno arrestato per tentato omicidio il presunto autore, un 36enne di origine cubana che avrebbe tentato la fuga. L'uomo sarà interrogato nelle prossime ore dai magistrati. E ha picchiato il padre con un mattarello. Un 45enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate. È accaduto a Gorgo al Monticano, mentre a Fonte un uomo ha minacciato lo zio con una pistola risultata giocattolo. Una lite fra padre e figlio degenerata. Un operaio 45enne armato di mattarello avrebbe picchiato l'anziano papà disabile in sedia a rotelle che a sua volta però lo aveva minacciato con un coltello. Una situazione familiare di degrado. È accaduto a Gorgo al Monticano. Ad allertare i carabinieri familiari vista la situazione ormai critica fra i due. All'arrivo dei militari il 45enne si sarebbe giustificato dicendo che il padre aveva chiamato degli spacciatori per acquistare della droga, ma la sua versione
l'estorsione non è bastata, l'uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. A Fonti invece un uomo di 35 anni avrebbe minacciato lo zio, colpevole di aver attraversato la sua proprietà, con una pistola semiautomatica risultata essere giocattolo. Si tratta di una persona fragile con problemi psichiatrici che aveva interrotto la terapia. L'uomo, denunciato per minaccia, è stato accompagnato nel reparto psichiatrico. Follia durante una gara ciclistica a Valdobbiadene, 2 uomini hanno assaltato un'ammiraglia impegnata nella corsa, hanno preso a pugni il finestrino e hanno anche tentato di rubare una bici salendo sopra l'auto. Sentiamo. Una violenza inaudita esplosa all'improvviso nel corso di un evento che doveva essere soltanto di svago e di sport. Siamo tra Follo e San Giovanni in comune di Valdobbiadene per le fasi finali della 4ª tappa della settimana internazionale Coppi e Bartali, gara partita da Ponte di Piave. Mancano 6 chilometri al traguardo tra i colli del Cartise quando 2 uomini rompono sulla provinciale e si accaniscono contro un'auto, l'ammiraglia del team Visma Lisa Bike, in fase di rallentamento. Il fare minaccioso mentre uno imprecando dà pugni sul finestrino, l'altro sale sul tettuccio dell'auto dove si trova la rastrelliera nel tentativo, sembra, di rubare una 2 ruote da gara. Il team ha provveduto a segnalare il fatto al direttore di gara e all'organizzazione, oltre che alla polizia stradale. Questa mattina ho personalmente telefonato all'ammiraglia e al team Visma Lisa Bike portando le scuse mie personali e di tutta la comunità di Valdobbiadene che si dissocia da quanto accaduto. Un danno d'immagine anche per la città, per l'organizzazione e i tanti volontari che hanno messo in piedi l'evento. E le prime notizie che sono girate non solo in Italia ma anche all'estero hanno dato certamente una pessima immagine di Valdobbiadene, e anche per questo valuteremo anche noi come procedere. Da una prima ricostruzione i 2 uomini sui 30 anni sarebbero usciti poco prima dell'agguato da un'osteria della zona, forse totalmente ubriachi o comunque alterati. Una cosa è certa, il team, che si è detto molto scosso, vuole andare fino in fondo. Mi è stato riferito dal team che sta provvedendo alla denuncia. Esistono dei filmati, ne esistono anche altri non andati in onda, pare che possono essere individuati i 2 colpevoli che certamente non si possono definire tifosi. È un mondo di matti, francamente, una rissa dopo l'altra, aggressioni, violenze. Andiamo all'Arena di Verona. Oltre 300 firme per Porta Vescovo. Qui fra spacciatori, degrado e insicurezza serve un intervento risolutivo, l'SOS dei residenti. Vedete le foto eloquenti. E poi una fuga di gas in via Piatti, allarme al 115, evacuata una palazzina a San Massimo. Paolo Crepè, lo psichiatra, che dice: ragazzi con i coltelli, disagio sociale, abbassiamo la maggiore età a 16 anni. È una lite scoppiata per futili motivi tra 2 commercianti ambulanti, accaduto poco prima delle 13 di ieri a Motta di Livenza durante la Fiera dei Fiori. Un uomo di 47 anni residente a Eraclea ha aggredito un commerciante 57enne di Treviso. Quest'ultimo, cadendo a terra, ha battuto la testa ed è stato trasportato cosciente all'ospedale di Oderzo, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'aggressione. Scatta la denuncia. E adesso andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio a Mestre, perché c'è la questione della moschea in via Giustizia, un corteo previsto di Forza Nuova che il Partito Democratico vorrebbe bloccare. Andiamo in diretta a te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui in via Giustizia e domani sarà previsto intorno alle 20:30 un corteo organizzato dai militanti di Forza Nuova che partirà dalla stazione di Mestre per arrivare in piazzale Candiani. Un po' prima però, a partire dalle 19, ci sarà un anticorteo organizzato dagli attivisti del centro sociale Rivolta e del laboratorio
Laboratorio Climatico Pandora, oltre a membri di varie associazioni che appunto vorranno portare la propria voce e partiranno da via Piave. Come appunto hai anticipato, qui insieme a noi c'è Paolo Ticozzi, consigliere comunale a Venezia del Partito Democratico, che lancia un messaggio alle istituzioni proprio in vista di quello che è previsto per domani. Sì, io volevo ricordare che dopo l'assalto alla CGIL a Roma del 2021 avevo depositato una mozione in Consiglio Comunale che poi è confluita in un ordine del giorno sottoscritto all'unanimità da tutti i consiglieri di tutti i partiti e votato anche all'unanimità. In questo ordine del giorno, oltre a esprimere solidarietà alla CGIL, si chiedeva chiaramente alle istituzioni di non autorizzare manifestazioni di associazioni, gruppi di stampo neonazista o neofascista in città. La frittata è questa, ovvero che a Roma era stata proprio Forza Nuova e alcuni dei suoi leader sono stati condannati per quella manifestazione a organizzarla. Qui di nuovo ci troviamo Forza Nuova, per cui chiaramente il collegamento è diretto. A questo punto ho scritto al sindaco, al prefetto, al questore, al capo della polizia locale di adoperarsi affinché questa manifestazione non venga fatta, anche perché c'è un'espressione unanime da parte di tutto il Consiglio Comunale. Ecco, io poco fa ho anche sentito il portavoce della comunità bengalese, Prince Aulader, che sta seguendo tutto il progetto di quello che dovrebbe essere il centro culturale che dovrebbe sorgere proprio qui in via Giustizia. Dice: noi non abbiamo nulla in contrario alle manifestazioni se fatte però nel rispetto delle regole di tutti, come stiamo facendo noi per far sorgere questo centro nel pieno rispetto delle regole. Quindi quello che poi è emerso anche un po' in queste ultime settimane è stato in qualche modo un po' un conflitto interno al partito, si può dire, visto che Prince Aulader accompagnava fino almeno a poco fa, militava con Fratelli d'Italia. Sì, nella coalizione di centrodestra c'è molta confusione, devono chiarirsi le idee. Da un lato Prince Aulader era già stato annunciato come uno dei candidati consiglieri di Fratelli d'Italia e dopo la manifestazione di Forza Nuova Fratelli d'Italia ha fatto un passo indietro e ha detto che non sarà candidato. Quindi emerge chiaramente una situazione conflittuale, appare come che Fratelli d'Italia prenda ordini da Forza Nuova. Dall'altro lato c'è la Lega che ha fatto le manifestazioni anche lei contrarie alla moschea. In tutto questo Venturini fa il pesce nel barile e non ha una posizione chiara e concreta. I suoi alleati sono chiaramente divisi su questo progetto di un centro dove le persone bengalesi, che ricordo di origine bengalese sono almeno 20.000 in città, possano almeno in parte ritrovarsi e pregare, come stabilito dalla Costituzione e anche dalla Carta dei diritti dell'uomo europea. Grazie a Paolo Ticozzi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Te Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da Mestre, e sarebbero circa un centinaio le firme raccolte a Vicenza per la cosiddetta remigrazione, una petizione per una proposta di legge di iniziativa popolare per rimpatriare gli immigrati che si macchiano di gravi reati. Ricordiamo che proprio l'altro giorno l'Europa ha approvato un decreto con cui chiede a tutti i Paesi membri di mettere in pratica la remigrazione. Sentiamo Daniele Garbin. Perché è necessaria? Perché purtroppo succedono troppe cose, troppe violenze nel nostro Paese. E questa gente che fa violenza sulle donne, sui bambini, sugli anziani, è giusto che vengano rimpatriati a casa loro, perché non è giusto che stiano in uno Stato dove ci sono delle regole e delle leggi, o le rispetti o te ne torni a casa. Diciamo che le persone che sono in seria difficoltà, che non vogliono inserirsi, che delinquono, devono essere in qualche maniera
arginati. Sicuramente la legge va decisamente rafforzata per far sì che i giudici siano tenuti ad adottare provvedimenti conformi a quelli che sono i dettati normativi, che talora in questo momento ancora prestano il fianco a essere purtroppo liberamente interpretati. Mandare via gli irregolari, quelli che sono in giro a spacciare, a stuprare, a fare violenza di tutti i tipi. Sono arrivata in questo paese 23 anni fa, tutto quello che è collegato alla legge italiana io sono sempre stata a rispettare. Allora io penso che oggi è sbagliato tutto questo che succede, che arrivano qua e pretendono di mantenerle tutto. A me Stato italiano non mi hanno dato niente gratis, io ho lavorato e sto lavorando ancora e sono d'accordo con tutto quello. Perché vediamo l'inequità, ovviamente, del delinquente che poi viene preso dalle forze dell'ordine e il giorno dopo rilasciato. Secondo me bisogna mettere dei limiti alle persone che entrano dentro e poi quando si comportano male rimbarcarle nei suoi paesi. Quindi sono favorevolissima e secondo me chi delinque è giusto che vada, soprattutto è irregolare, è giusto che vada spedito nel proprio paese. Restiamo a Vicenza, dove a 4 anni dal duplice femminicidio che sconvolse la città, una targa in memoria delle 2 vittime di quella violenza in via Vigolo, a Lidia e a Gabriela. Oggi ci ritroviamo qui per onorare la memoria di Lidia e di tutte le donne innocenti vittime di femminicidio. Questa targa è un segno per tutte loro, per i sogni spezzati, per la luce spenta dei loro occhi per mano di chi diceva di amarle. Parole commosse per ricordare Lidia Milikovic e Gabriela Serrano, a 4 anni dal duplice femminicidio in cui persero la vita, entrambe uccise l'8 giugno 2022 per mano dello stesso uomo che poi si tolse la vita. È il compagno di Lidia a rivolgersi a tutte le donne nel luogo, via Vigolo, diventato tragedia e simbolo della violenza di quel giorno. Il sorriso è quello che ci accompagna tutti i giorni, perché è quello che ci è rimasto di Lidia. Questa targa abbiamo voluto dedicarla a Lidia, ma era un tramutare tutto quello che è successo in aiuto per altre donne che magari stanno subendo tutto quello che ha subito Lidia, quindi potrebbe essere un aiuto, un incoraggiamento a denunciare, a farsi aiutare soprattutto. Una targa per le 2 vittime di femminicidio voluta dall'amministrazione come impegno e monito per contrastare, si legge ora all'ingresso del parco di Villa Bedinaldieri, la cultura del possesso, ma anche uno spazio informativo con le modalità per chiedere sostegno attraverso il numero antiviolenza o la gestualità attraverso i segni internazionali che significano richiesta di aiuto. E a lanciare un appello sono anche le tante associazioni come Donna Chiama Donna, che segue circa 400 donne nei diversi sportelli del territorio. E noi chiediamo maggiore protezione per queste donne, ma maggiore protezione non significa nuove leggi e nuovi reati, ma significa aumentare le pene dei reati, ma significa anche attuarle e stanziare dei fondi perché questo avvenga. Risorse e non solo, l'auspicio è quello di un cambio di passo culturale. Sta crescendo la consapevolezza, l'attenzione, crescono le denunce ad esempio, non si vede ancora però il cambio di passo nella cultura, nella consapevolezza che la cultura del possesso, l'idea del possesso della donna da parte dell'uomo è una cultura da abbandonare, è una cultura che poi sfocia in tantissimi casi nella violenza. Così il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai al microfono di Luisa Bertini. E adesso la pagina dei furti, andiamo a Nove, dove i ladri hanno nuovamente colpito. Sono venuti là a trovarci. Ci hanno fatto visita, ma non hanno trovato niente purtroppo, perché avevano già preso l'altra volta. Quando sono passati? Per le 11. Poi hanno fatto 5-6 famiglie qua. Un sabato sera da incubo a Nove, dove i ladri sono entrati in azione in più abitazioni tra via Marzabotto e via Eugenio Curiel. Colpi a raffica, senza curarsi della presenza dei residenti all'interno, né che si trattasse di case singole o condomini. I malviventi sono entrati dal giardino per poi utilizzare la solita tecnica del foro sulla finestra. Dopo quando ho visto sopra, no, guardo nelle finestre, c'era una finestra aperta perché avevano fatto il buco col trapano e avevano alzato la maniglia. Ho visto sopra il letto le cose che avevano tirato i cassetti e messi
hanno rovesciato per vedere se trovano l'oro. È già il terzo episodio per i Marman. In questo caso sono stati fortunati, i ladri sono riusciti a entrare ma non hanno rubato nulla a differenza delle volte precedenti. Nella vicina via Curiel invece i colpi sono andati a segno in 2 appartamenti, al primo e al secondo piano, da cui è stato portato via un caro orologio. Un fenomeno che preoccupa sempre di più. Rispetto agli anni scorsi i furti non si concentrano più solo nei mesi autunnali e invernali, ma colpiscono anche a fine marzo e cresce la paura tra i residenti. Come più volte ci hanno raccontato vittime e vicini, c'è chi dorme con una mazza da baseball vicino al letto. Servizio di Nancy Galdi, e qui eravamo nel Bassanese, adesso vediamo nella Marca trevigiana furti tra Orsago e Villorba, Villorba è la Marca, ed è stata sgominata una banda di predoni dell'Est. È stata individuata praticamente un'autovettura che è in prossimità più o meno dell'orario dell'intrusione, del furto era presente, e quindi i colleghi sono riusciti ad agganciarla e quindi poi intervenire in flagranza praticamente l'altro ieri, quando 3 persone, si tratta di 3 persone provenienti dall'est Europa, avevano commesso un furto consumato e uno tentato in provincia di Treviso. Prima un tentativo a Orsago, poi un colpo messo a segno a Villorba in pieno giorno, l'ultimo di una serie tra le province di Padova, Venezia, Marca trevigiana, escalation alla quale la squadra mobile patavina guidata da Immacolata Benvenuto ha messo la parola fine seguendo le tracce del comando fino a Noale, dove in un appartamento preso in affitto sono scattate le manette ai polsi per 3 uomini, 2 serbi di 26 e 37 anni e un romeno di 23. In casa sono stati recuperati i gioielli rubati a Villorba e un Rolex provento di un altro furto, ma la logistica era ben più complessa, mentre in un nascondiglio lungo un canale a Salzano erano stati occultati attrezzi da scasso come martelli e smerigliatrici, pure rice trasmettenti. Nel trevigiano a Zero Branco, in un casolare abbandonato, c'erano delle targhe rubate e addirittura un lampeggiante blu. Con quale scopo? Sembra evidente. Per garantirsi la fuga laddove hanno commesso un furto in abitazione, spacciandosi anche per appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti il lampeggiante ritrovato blu è quello proprio utilizzato dalle forze di polizia, e anche le targhe con finalità per l'appunto poi laddove intercettati di potersi assicurare la fuga. Tra l'altro a inizio settimana a San Biagio di Callalta la giovane vittima di un furto aveva raccontato non solo di essersi trovata davanti dei ladri, ma che questi si erano spacciati per dei poliziotti, e poi quell'auto scura avvistata un po' ovunque da qualche giorno, anche a Villorba e pare Castello di Godego, da appurare in questo caso come altrove se vi sia un collegamento. Stiamo rivisitando adesso, i colleghi della squadra mobile, dal punto di vista investigativo appunto dei furti che sono avvenuti proprio in queste 2 settimane, non solo nella provincia di Padova ma anche in quelle di Treviso e Venezia. I 3 uomini dell'Est accusati di furto e tentato furto in abitazione in concorso si trovano ora in carcere a Venezia. Non si esclude che il comando che ha agito in queste settimane conti altri componenti e diramazioni. A riprova di una cellula, di una banda strutturata, particolarmente mobile sul territorio. La refurtiva poi è destinata a, sul mercato della ricettazione e del riciclaggio, in questo caso dell'Est Europa. Quest'ora Odorisio, oggi regia Francesco Ceron, Italo Morao e Marco Mattiuzzo. Ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità, state con noi perché poi parleremo di e con i clown in corsia. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto Renzo Cenedese, detto anche Clown Uluri. Grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno, e Silla Casagrande, detta Clown Piedilla. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo ovviamente dei clown in corsia che fanno un lavoro straordinario per i bambini che sono ricoverati negli ospedali, in questo caso particolare al Cafoncello di Treviso, e adesso vediamo un video e poi parleremo anche della corsa per beneficenza che si svolgerà in aprile, vi diremo dove
e quando proprio organizzata dall'associazione VIP Treviso. Allora regia, facciamo partire il filmato sui clown in ospedale. Grazie. Davvero una serie di iniziative straordinarie dell'associazione Vivi in Positivo. Viviamo in Positivo. Viviamo in Positivo e dicevo prima, citavo il Cafoncello di Treviso, in realtà voi in pediatria andate a Montebelluna. Montebelluna, no? Sì. Montebelluna. Invece al Cafoncello facciamo tutti i reparti di adulti, dalla geriatria, dalla chirurgia, dalla medicina, neurologia, weak surgery. Invece a Montebelluna facciamo, oltre ai reparti di adulti, facciamo anche la pediatria. Ecco, quanti siete complessivamente? Allora, in associazione siamo in 86, poi sul campo più o meno una sessantina, una settantina, ecco. Poi in tutta Italia, cioè VIP Treviso fa parte di un'associazione nazionale che si chiama VIP Italia, di cui sono associate circa, anzi non circa, 71 associazioni in tutta Italia per un numero di circa 4.500 clown. Quindi è davvero un esercito che fa davvero del bene, porta sorrisi, allegria ovunque vada. Tra l'altro non so a che edizione siate arrivati, ma c'è la Gnogna Run prevista in aprile, sì, la Casa Grande. Ricordiamo che ovviamente è una corsa per beneficenza. Allora, 12 aprile, Bastioni San Marco, 9:30 partenza. Sarà una grande festa, però facendo anche del bene. Quindi il nostro impegno è quello di organizzare, e non è stato facile perché è un grande impegno che ci prendiamo, però sappiamo che lo facciamo con uno scopo che
è molto importante. Tutto quello che abbiamo raccolto dalle donazioni e quello che ricaveremo appunto dall'iscrizione della corsa verrà donato in parte a VIP Treviso per i nostri progetti di clown terapia, ma soprattutto alle strutture dove noi portiamo di solito un sorriso periodicamente, ecco. Strutture disabili che sono sempre un po' in difficoltà, quindi loro avranno la possibilità con la nostra donazione di acquistare o comunque di usare questi fondi per migliorare la vita dei ragazzi che sono ospitati nelle loro strutture. Abbiamo parlato giusto ieri, eravamo in una struttura ieri mattina, quindi domenica siamo volontari, però siamo andati a portare un sorriso. Ci dicevano grazie ai vostri fondi che ci avete dato l'anno scorso riusciamo a fare degli incontri di pet therapy con i ragazzi, quindi è una grande cosa, ecco. Quindi come vediamo appunto dal video vi aspettiamo il 12 aprile a Bastioni San Marco, sarà una mattinata di colori, allegria, gioia per adulti, bambini di tutte le età, diciamo, ecco, persone di tutte le età, e soprattutto sono invitati anche gli ospiti delle strutture disabili dove noi facciamo clown terapia, quindi sarà una grande festa. Ecco, quanti saranno i partecipanti, così a occhio e croce, così, cosa prevedete? Insomma, Noi speriamo di arrivare almeno a 800, 1000, poi più siamo più sarà festa. Questa è la quarta edizione che facciamo. È la quarta edizione. Sì, negli anni passati siamo arrivati a 800. C'è la Pasqua di mezzo, quindi aspettiamo l'ultima settimana che passi Pasqua, poi vedremo sicuramente salire il numero degli iscritti. Senta Presidente, vedo spesso in azione anche supereroi, no? Perché in particolare i bambini sono molto affascinati. Qual è la, diciamo, quando siete in attività, quali sono le reazioni che cogliete con maggiore gioia, entusiasmo, insomma, no? Perché poi per fare un'attività che è puro volontariato, che richiede anche molto impegno, bisogna dedicarsi molto, no? Sì, allora noi facciamo dei corsi per fare tutto quello che facciamo in associazione e per andare negli ospedali e nelle strutture. Quello che riceviamo da parte degli ospiti dove noi facciamo clown terapia è gratitudine, molta gratitudine. Soprattutto lo riscontriamo negli anziani, in geriatria oppure nelle case di riposo. Noi andiamo solo lì per ascoltare, perché quello vogliono, loro vogliono raccontarsi e noi stiamo lì, ascoltiamo, entriamo in empatia con loro e alla fine ci dicono grazie, finalmente qualcuno che ci può ascoltare e rivivere un po' i tempi passati. Per quanto riguarda i bambini, invece, quello che ci arriva è lo stupore nel vedere tutti questi colori che arrivano. Poi noi ci alleniamo, facciamo delle magie, facciamo un po' di intrattenimento per riuscire a cogliere. I bambini sappiamo che al giorno d'oggi non gli stupisce più niente, con il cellulare vedono tutto, quindi, ma magari le piccole cose ancora non, su quelle magari si meravigliano e facciamo spuntare una moneta dall'orecchio, ad esempio, e dicono però ho la testa piena di soldi. A volte questa è la reazione. Ecco, poi tra l'altro pensavo il circo, l'arte circense sono forse un po' trascurati, dimenticati, per cui voi in qualche modo li riportate. C'è un collegamento tra la vostra attività e le scuole di discipline circensi? Ci sono dei formatori che provengono dalla scuola circense e li chiamiamo apposta noi 1 o 2 volte all'anno, che vengano un po' a spolverare la giocoleria, il mimo, tutte quelle arti. L'acrobazia ancora no, non ci siamo arrivati, anche perché è un po' difficile fare acrobazia in ospedale, non si sa mai che qualcosa possa accadere. Però sì,
c'è un collegamento e sono formatori specializzati che ci insegnano appunto le basi, ecco, soprattutto anche per fare feste in piazza oppure come la corsa che faremo il 12 aprile, ecco lì abbiamo chiamato altri clown di altre associazioni che sono molto più pratici, diciamo, di giocoleria e verranno a fare giocoleria, a fare le bolle enormi, insomma un po' di festa per i bambini ci sta. Complimenti, complimenti. I nomi chi ve li scegliete voi? Piedilla, c'è un qualche significato di Piedilla? Allora, quando facciamo il corso base, perché come diceva il Presidente, noi siamo formati per fare volontariato di questo tipo e la formazione è continua, volevo ricordare questo, nel senso che noi alla fine ogni anno facciamo corsi e andiamo anche noi, ci spostiamo nella sede centrale per partecipare a questi corsi di aggiornamento. Quindi sì, quando facciamo il corso base dobbiamo scegliersi il nome, quindi ad esempio Piedilla, io dico sempre, mi piace tanto camminare e quindi viene da piedi praticamente, ecco. Ululì invece? Ululì, dal film Frankenstein Junior, la famosa battuta che dice Igor, lupo ululà, castello ululì, è un mio film preferito, quindi anche perché Ululà era già preso come nome, quindi ho scelto Ululì. Allora, ti ho visto, credo ci siano anche gli sponsor in una diapo, possiamo vederla, Francesco, credo che no, avevamo le prime due, comunque ci sono tanti sponsor sì, che vi aiutano. Ci hanno aiutato molto, molti sponsor ci hanno aiutato quest'anno di più dell'anno scorso. Senza nulla togliere, l'anno scorso per carità. Certo. Abbiamo fatto una ricerca approfondita, insomma, siamo andati a bussare per esporre tutto quello che facciamo noi e abbiamo visto che hanno risposto in maniera molto positiva. Nella locandina non ci sono tutti gli sponsor perché poi ne sono arrivati altri, però nei social li vedremo tutti, assolutamente. Bene, grazie molte a Renzo Cenedese, a Silla Casagrande, davvero complimenti. Noi ne parleremo ancora e poi il 12 aprile saremo lì vi aspettiamo a riprendere la corsa. Questo è il kit che riceverete con l'iscrizione. Ai primi 1000 riceverete un kit con dentro vari gadget, insomma, che gli sponsor ci hanno donato. Benissimo. Quindi, questo lo do a lei. Grazie. Però l'aspetto il 12. Grazie, allora lo prendo subito. Grazie. Gnogna Run, 12 aprile, mi raccomando, non mancate. Grazie a lei, direttore. Grazie a lei. Buona giornata. A presto, andiamo di nuovo in pubblicità, grazie, state con noi. Un altro titolo di prima pagina: a Venezia, giù le mani dal Giustinian, è ripartita la mobilitazione, in tanti alla raccolta firme organizzata questa mattina a Dorsoduro. Torniamo a batterci per difendere questo presidio, vedete i manifestanti davanti ai cancelli del Giustinian. È un ufficio postale chiuso da 6 mesi e a Baduere di Morgano il sindaco e i cittadini sono esasperati. 3 ottobre 25, prima chiusura. Adesso l'hanno spostato all'11 aprile del 26. Spostano solo la data e basta, non fanno altro. Ma abbiamo veramente finito le scuse e le spiegazioni, quindi l'ultima loro comunicazione del 12 di marzo ci dice che non sanno di fatto quando riapriranno per dei problemi interni relativi ai lavori che sono stati fatti. È un servizio di prossimità, deve essere garantito ed è stato gestito veramente in maniera ridicola. È furibondo il sindaco. I lavori di riammodernamento dell'ufficio postale, luogo che è bacino d'utenza per oltre 5.000 persone che oggi sono costrette ad andare altrove per le loro necessità, ad oggi non si sa quando termineranno. Ma la cosa più grave e soprattutto irrispettosa è la comunicazione che hanno effettuato nei nostri confronti, che poi noi a nostra volta ribaltavamo ai cittadini. Quindi
una serie di date che puntualmente sono state disattese, e io credo che qualsiasi azienda che programmi di chiudere una propria filiale per un mese e poi ne resta chiusi 6, credo non stia né in cielo né in terra, insomma. E oltre a questo anche la beffa del cartello esposto, che oltre ad invitare a recarsi in altri uffici, magicamente cambia data quando si avvicina a quella segnata come giorno di riapertura. Passo qui davanti, penso 20 volte al giorno, io non ho mai visto in questi 6 mesi chi lo cambia, però di fatto alla mattina tante volte è cambiato, quindi abbiamo anche pensato che qualcuno venga veramente di notte a cambiarlo. Puntualmente al giorno teorico di riapertura il cartello era cambiato con una nuova data, come è avvenuto anche l'ultima volta, motivo per cui insomma vi abbiamo anche interpellato, perché veramente è una situazione che ormai rasenta il ridicolo. E il disagio creato da anziani e fragili è perfettamente riassunto da chi qui ci vive. Devono aspettare i familiari e quando sono disponibili loro. Per questo per noi questa è una gran seccatura, perché a parte io che abito qui vicino posso muovermi, ma ce ne sono altri che abitano nella zona che devono proprio farsi portare perché non hanno la possibilità di andare neanche in Strana o a Quinto. A Mestre, protesta dei residenti di via Martiri Marzabotto alla Gazzera per chiedere la realizzazione della pista ciclopedonale. Un ragazzo è stato investito in bicicletta circa 5 mesi fa. Comunque ogni mese e mezzo circa succede un incidente. Per questo i residenti di via Martiri Marzabotto alla Gazzera sono sul piede di guerra. Da tempo protestano perché si trovi una soluzione. Stavo passeggiando verso il Forte Gazzera, in via Forte Gazzera, con il mio cane, e anche lì 2 auto non riescono a passare. E quindi mi sono addossata stretta alla rete dove c'è un che divide da un campo. Queste macchine non hanno rallentato, quindi io mi sono dovuta spiaccicare alla rete tenendo la mia cagnolina tra le gambe, immobile, quindi rischiando. I residenti non si sentono sicuri, temono che prima o poi accada una tragedia. Per questo continuano a chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale, che però richiederebbe un restringimento della carreggiata. Noi abbiamo chiesto, abbiamo anche depositato, c'è qui una mappa, anche depositato un'idea di progetto, ma continuamente nella municipalità non ci vuole rispondere, avere un incontro con i cittadini, e al momento è depositata anche in comune, al momento almeno fino all'altro ieri stiamo ancora aspettando le risposte. La viabilità è a doppio senso e 2 macchine, come si vede, come si può assolutamente testimoniare, non ci passano. Anche per questo motivo dunque l'amministrazione sta impiegando più tempo nel trovare una soluzione adeguata per un problema, come confermano gli stessi residenti, che va avanti in realtà da decenni. In questo sedime stradale si deve almeno avere 2,20 metri, 2,40 metri, e quindi potenzialmente potremo entrare in una questione di esproprio. Noi siamo molto attenti, l'IGI ovviamente ha questa importante sensibilità che deve essere mantenuta, ma altresì diciamo che in questi ultimi 10 anni non c'è stata una nuova edificabilità, nuove non ce ne sono state, quindi era stato ingessato sapendo appunto che questo arrecherebbe ulteriore danno ai cittadini. E inoltre a breve, dopo Pasqua, inizieremo con un rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale e nei passaggi pedonali per garantire al cittadino una maggiore sicurezza. Varo dell'imbarcazione tutta in legno, appena restaurata, è un galeone veneziano, un pezzo di storia che tornerà in acqua nelle manifestazioni solenni più importanti della città. Sentiamo Lorenzo Maier. Lo storico galeone della città di Venezia rinasce e dopo un importante restauro è tornato in acqua per attraversare la città. Come simbolo della Serenissima, il Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni del Comune ha affidato alla ditta Casarili il ripristino funzionale dello scafo in legno, mentre il restauro della polena del castello di poppa è stato curato dalla ditta Unisve. Il delegato alle tradizioni Giusto ha voluto che l'imbarcazione tutta in legno, realizzata alla fine degli anni 50, tornasse a splendere non solo come un pezzo da museo, ma in acqua non potrà più gareggiare,
ma sarà esibita in occasione della festa dell'Ascenso, della regata storica e delle occasioni più solenni. Ha dato vita a una delle prime 3 imbarcazioni che competono nella gara delle repubbliche marinare, ancora in legno, quindi è datata, siamo alla fine degli anni 50, inizio anni 60, gli anni in costruzione di questo periodo qua, ed è completamente in legno. E da prua la polena è una vera polena, anche questa è un'opera d'arte, è una scultura in legno del nostro leone alato, slanciato sicuramente, quasi sembra a tirare l'imbarcazione. La parola a chi ha curato il restauro. Ha avuto bisogno di molte cure, sono stati cambiati molti pezzi, tutta la parte alta è stata sistemata, mantenendo il più possibile però le parti originali. Lo vedete, sembra nuovo, invece ha i suoi bei anni. Il galeone ha stilato così lungo il Canale Grande in un corteo acqueo simbolico ai remi di equipaggio che rappresenterà Venezia al 71esimo Palio delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa, composto, come vuole Venezia, per metà da ragazze e per metà da ragazzi. In tutto 8 elementi, Giovanni Giusto al timone per l'occasione. Babela, in realtà voglio ricordare il pesce, è un pesce mitologico, fantasioso, eccetera. Babele si chiama il pesce, no? Che si nutre dell'energia delle onde. E domenica prossima andrà in scena la 4ª giornata ecologica regionale, quest'anno dedicata alle api, per la tutela degli insetti fondamentali per il nostro ambiente. Pronto un bando da 100.000 euro. Nicola Zanetti. Noi esistiamo perché esistono le api e quindi noi dobbiamo veramente impegnarci per creare un ambiente che permetta alle api di esistere, perché grazie a loro avremo un ambiente sano, perché sono anche sentinelle della qualità dell'aria, della qualità della terra, dell'acqua, e diventa fondamentale quindi tenerle vive e tenerle nel nostro ambiente. A loro, alle api, sarà dedicata la 4ª giornata ecologica regionale in programma domenica 24 maggio. Un grande momento di partecipazione diffusa coinvolgendo scuole, enti locali e associazioni del territorio in un'azione corale. Api al centro delle celebrazioni grazie anche a un bando da 100.000 euro destinato a sostenere progetti diffusi su tutto il territorio. Riteniamo che svolgano un ruolo fondamentale, questo per la tutela della biodiversità, per garantire il nostro ambiente. E quindi attraverso questo bando cerchiamo di accrescere la sensibilità e di dare un modo anche ai bambini, ai ragazzi, alle associazioni, alle amministrazioni di esprimere la loro creatività al riguardo. Ma il 24 maggio sarà anche giornata europea dei parchi, un'abbinata non casuale. Noi in Veneto ne abbiamo 5 regionali e sono i parchi che custodiscono, io dico le chicche del nostro territorio, cioè le parti più belle da un punto di vista ambientale e paesaggistico, e allora valorizziamole. Nei giorni scorsi la presentazione di un libro e di 22 podcast per celebrare l'80° anniversario di Ascom Confcommercio Treviso, e cioè storie di persone, lavoro, territorio e comunità come esempio per i commercianti di domani. Elena Dalforno. C'era una volta Treviso, quella con il tram, il ferramenta, la gastronomia e la farmacia, botteghe storiche che hanno contribuito a forgiare l'identità della trevigianità che oggi gli 80 anni di Ascom vogliono ricordare e celebrare con 2 strumenti: un libro per raccontare la lunga tradizione commerciale e un podcast per dare voce ai protagonisti delle botteghe. Le loro storie diventeranno anche un percorso turistico a sé, promosso dall'associazione tramite un QR code esposto fuori dall'esercizio commerciale. Storie dal fascino perduto e curioso, come quella che riguarda Danesin, raccolta dalla storica Francesca Gallo. La gastronomia Danesin ha le cucine dove viveva Beppi Maffioli e quindi da quel momento là, siamo nel 65, loro avviano la vendita del cibo già pronto. Pensa che fanno circa 400 piatti alla settimana loro, però adesso è normale. Nel 65 non era così scontato, non era un grande onore che le donne andassero a comprare il cibo già fatto, quindi avevano le borse anonime senza la scritta Danesin, perché così si gira per la città con la borsa e non si sa cosa c'è dentro. Il volume Treviso e le sue botteghe, storie di una città e dei suoi commercianti, scritto dallo storico Giorgio Bughetto e pubblicato da Antiga Edizioni, ripercorre invece l'evoluzione del commercio cittadino anche attraverso un ricco repertorio fotografico e una ricerca lunga 15 anni. Nel 2010 mi sono chiesto come mai non viene mai raccontata la storia dei commercianti di Treviso, che è una storia ricca e importante, perché come ho scritto nel libro
se si spengono le botteghe si spegne la città. Questo è stato quello che mi ha portato avanti sul suo discorso qua. Quando nacque Ascom-Confcommercio tra il maggio del 45 e l'aprile del 46, negli anni segnati dalle difficoltà del dopoguerra, la farmacia Patelli già esisteva. È infatti l'attività commerciale più antica che è arrivata fino a noi, avendo aperto i battenti nel 1860. Io sono il quinto farmacista in linea diretta che prosegue l'attività cominciata dal mio trisavolo. Non mi sono sentito obbligato a farlo perché mio papà non mi obbligava a questa scelta. Sentivo io il piacere di entrare nella farmacia del mio papà e di mio nonno e di vedere e sentire i profumi di farmacia. E questo mi rendo conto che connota ancora al giorno d'oggi la mia bottega, la mia farmacia. Devo dire che mi viene anche riconosciuto da chi entra e questo mi fa molto piacere. Un progetto benedetto anche dall'amministrazione che non fa mistero che per rilanciare il commercio del futuro serve conoscere quello del passato. Una serata per celebrare i campioni veneti dei motori, dal rally al kart. ACI Treviso ha ospitato su questo un evento. Vediamo. La passione per il motorsport non ha fine, quindi non c'è età, è trasversale a tutte le generazioni. Io per principio corro per piacere, per divertimento. Contro avversari nella mia classe, con minimo il più anziano forse 20 anni meno di me, e ci metto l'anima a correre e più di qualche volta riesco anche a battere i ragazzi giovani. Adriano Pilotto è la personificazione del concetto espresso dal presidente di ACI Sport Battistolli. Quella dei motori è una passione senza età, capace di abbattere le barriere generazionali. Anche il pilota veterano tra i premiati senior e junior durante la serata Campioni di Veneto ACI Sport 2025 a Quinto di Treviso, in una marca sempre più protagonista delle iniziative dell'Automobile Club Italiano, come conferma il presidente di ACI Treviso, nominato componente del Consiglio Sportivo Nazionale. Abbiamo visto tanti piloti, abbiamo avuto qui più di 100 piloti che sono stati premiati e sono il fiore dei conduttori e navigatori dello sport, appunto, mondo automobilistico, delle varie specialità, quindi rally, salita, regolarità e quant'altro, quindi con tanto orgoglio insomma che li ho ospitati qui in ACI Treviso. Tra le eccellenze venete del motorsport citate e premiate Gian Domenico Basso, campione italiano rally 2025, il giovane kartista Gioele Girardello, Coppa del Mondo FIA e campionato italiano junior, Alberto e Giuseppe Scapolo che hanno vinto la marca classica 2025 e veterani come appunto Adriano Pilotto. La passione è nata da giovane, sono partito dalle moto, dopo dalle moto sono passato ai kart. Ho fatto una lunga stagione con tanti anni con i kart, per di più ho corso anche mia figlia per 18 anni in kart, dopo ho deciso di provare le macchine, ho provato in salita e da lì sono quasi 20 anni che corro in salita e anche quest'anno sono riuscito a vincere il campionato italiano Super Salita, classe 2000 RS Plus. Dopo la cerimonia dello scorso anno a Padova, un appuntamento regionale nel capoluogo della marca. Treviso in questo caso si è dimostrata all'altezza del Veneto e anche di Treviso soprattutto. Servizio di Nicola Zanetti, gli ospiti di questa sera Focus, Gianangelo Bellati, Mario Dall'Asta, Gennaro Marotta, Giovanni Battista Mestriner, Giuseppe Montuori, Vivian Moro, Manuel Scalzotto, Marco Sitran e Antonella Tocchetto. È tutto, grazie, buona giornata, arrivederci.